Ecco il tiro. Ed è gol de Ponta. E il giocatore viene portato in trionfo. Sì, ti ascolto, dimmi tutto. Ascoltami, sento per caso se che è così un supermercato, qualcosa di aperto, perché mio nonno sì. che mi un po' mi effettua la pasta asciutta. Nonno, non sai che da fare la spesa, non che vuoi anche un pacco di pasta. Ma no, non gli vengono le voglie, sempre la domenica, ma infatti, domenica mattina. No, te pari una incinta, infatti, lo so io. Voi, insomma, il bollo la pasta asciutta. Aspetta un attimo qua. Sì. Aspetta che è una macchinetta qua. Una macchinetta? Sì, sono io qua davanti alle alimentari, qua, pega una macchinetta. Ma dai. La macchinetta della pasta asciutta, vai! Vediamo un attimo come funziona, perché questa è nuova, ha tutta una grafica nuova, un attimo. Vediamo, sentiamo. Buongiorno signor, benvenuto alla macchinetta della pasta asciutta. Che pasta asciutta desidera signor? Beh, la voce è conosciuta, sì. Sì, sempre lume. Che pasta asciutta avete? Abbiamo di tutto signor. Sì. Guarda che roba, pasta asciutta col ragù, coi visi, coi vasi, coi busi, pasta asciutta coi funghi, con le verruche, coi pori, coi brufoli, tortellini de Valeggio, de Borghetto, de Parco Sigurta, de Salionse, tortellini burro e salve come andemo, tutto ben grassi, gemo il risotto con la saggiasale, gemo spaghetti allo scoglio, maccheroncini al pontile e tagliolini all'ombrello, gemo le conchiglie con la sabbia e pennette al ropeto. Tutta che la roba lì! Le pennette al ropeton, con l'accento anche. Vai all'accento. Ma scusa, ma che roba è là? I tortellini, burro e salve, come stai? Quella è geniale, io li prenderei, guarda. Ma sì, dai, quasi quasi, metto il nonno che piace i pori. Metto pasta asciutta coi pori e un piatto di tortellini, burro e salve come andemo. Grazie. Vai. Solo un piatto di pasta asciutta coi pori e un piatto di tortellini, burro e salve come andemo. Vabbè, siamo in due. Infatti, cosa mangi? Dai su, taccagno, braccio corto, tiranno Rex, prendi qualcos'altro, su dai, ho 3 butelletti a casa. 3 butelletti, porini. Va bene, dai, allora te me zonti anche un piatto di conchiglie con la sabbia e 2 maccaroncini al pontile, grazie. Insomma, va bene. Ottima scelta, signor. Ecco. Allora ci zontiamo anche un piatto di conchiglie con la sabbia e 2 maccheroncini al pontile. Bene, ve li scaldo o si rangia? Me rangio a casa, grazie. Si rangia, aspetta. Sono 42 lepori e 44 centesimi in fila per 3 col resto di 2. Grazie. Va al ristorante, scusa, adesso. Vabbè, ormai sono qua. 44, ecco, solo 50 euro, taccadi, medasi, il resto. Mi dispiace quasi come se ti fossi schissato un oncia col martello, ma la macchina non dà resto neanche se gratti il formaggio con la barba appena cresciuta. No. E dopo vai in giro a dare bacini a tutti con la faccia che spuzza da fiera e stai così per tutta la settimana e ti crei il vuoto attorno che quasi quasi il tuo cane ti alza la gambina e ti pissa indosso. Cosa? È geniale questo. Scusa, non mi ha capito. Posso Guarda, io vorrei riascoltarla perché quella della barba stessa non è male. Allora, non dà il resto per piacere. Mi dispiace quasi come se ti fossi schissato un oncia col martello, ma la macchina non dà resto neanche se gratti il formaggio con la barba appena cresciuta e dopo vai in giro a dare bacini a tutti con la faccia che spuzza da fiera e stai così per tutta la settimana e ti crei il vuoto attorno che quasi quasi il tuo cane ti alza la gambina e ti pissa indosso. Però vabbè, allora tieni il resto, dai, va bene, dai, speriamo al manco che sia buona la pasta asciutta. Speriamo sì, 50 euro. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci e mi saluti tutti quelli che si lamentano che Pisano ha segnato in fuorigioco e si dimenticano che Paloschi era più in fuorigioco di lui l'anno passato. E anche Olindo che non ho mai capito perché invece di allenare è sempre in radio o in TV a dire vacate. Invece questo non capisce niente, anche Olindo è veramente uno. È bravo, anche, bravo. Anche sotto Olindo è che ha veramente come il cubo di Rubik quadrata. Va bene, dai, vi saluto, che scappo via. Grazie Bifido. Che ho scaldato la pasta asciutta al nonno. Che ti è costata anche un bel po', grazie. Ciao mamma, vai in letto e suda. Ciao, non mancherò.